A un anno esatto dall'inizio del lockdown torna l'incubo di una nuova zona rossa in Friuli Venezia Giulia, scoppiano i contagi per la variante inglese che arriva al 63%, si punta sui vaccini per uscire dal tunnel. Bambino di 11 anni precipita per 15 metri, stava giocando su un percorso che porta al colle di Osoppo quando è caduto, a lanciare l'allarme un amico è grave in prognosi riservata. Migliaia di aspiranti operatori sanitari da tutta Italia a Udine. Oggi il turno di 430 ostetriche per 4 posti. Domani tocca a 1500 aspiranti infermieri per un totale di 130 posti. Una ricerca individua la presenza delle lontre almeno sul 14% del territorio. Il mammifero torna a ripopolare così le pianure e le colline del Friuli. Le indagini sono state svolte nel 2020 e proseguiranno quest'anno. La denuncia di una giocatrice di pallavolo, citata per danni perché è rimasta incinta ma non aveva comunicato al club la sua intenzione di diventare mamma. La polemica infiamma anche la politica. Di uscire da casa se non per esigenze lavorative autocertificabili. Questo è il mio locale, io consegno le mie chiavi. La copertina a cura di Fabio Di Bernardo ci rimanda a immagini, suoni e volti che tutti ricorderemo, quelli di un anno fa, dopo l'annuncio dell'ex premier Conte. Proprio il 9 marzo, la mattina seguente, ci siamo svegliati praticamente con l'incubo Covid che è entrato nelle nostre case. La parola lockdown, che non conoscevamo, ha cominciato a far parte anche del nostro vocabolario comune. I suoni delle ambulanze che portavano via i primi pazienti con il coronavirus, e poi avete visto anche le immagini degli esercenti disperati, e poi anche quella di chi si affacciava sui balconi, chi cercava di rafforzarsi cantando o cercando appunto di parlare con gli slogan, e poi ancora le strade vuote con l'inizio delle nuove restrizioni e un silenzio irreale. Oggi, a un anno di distanza da quel 9 marzo 2020, si torna a parlare nuovamente di lockdown, e lo dicono soprattutto i numeri. Anche oggi i numeri Covid non mostrano flessioni, lo vedete anche dal bollettino che ve lo stiamo facendo vedere. I nuovi casi emersi da oltre 6.000 tamponi molecolari sono 351, mentre quelli rilevati grazie a 3.000 test rapidi sono 247 per un totale di 598. I decessi 14 portano il totale regionale a un anno di distanza a quasi 3.000 morti. I pazienti di terapia intensiva sono 60, mentre quelli negli altri reparti sono 478, ben 21 in più rispetto al bollettino di ieri. E soprattutto la variante inglese, quella che spaventa di più. In questo senso il vicepresidente della regione Riccardi conferma la necessità di mantenere comportamenti responsabili. Si lavora anche agli accordi con specializzandi e medici di medicina generale. Servizio a cura di Andrea Pierini. La variante inglese è ormai al 63% in Friuli Venezia Giulia. Il dato è stato confermato dal vicepresidente della regione Riccardo Riccardi, il quale spiega che l'aumento dei contagi è collegato proprio alla presenza della variante, che solamente nella settimana dal 18 al 25 febbraio era appena al 28%. Non dobbiamo, come sempre, né sottovalutare né fare terrorismi, però la pandemia c'è, è ancora importante e dobbiamo cercare di mantenere i comportamenti migliori, di avere rispetto degli altri e sperare di riuscire a tenere quella che può presentarsi come una pressione ospedaliera importante, che è la cosa che maggiormente ci preoccupa. Sul fronte dei vaccini, in attesa dell'arrivo di dosi massicce, la Regione sta lavorando per chiudere una serie di accordi. Quello con gli specializzanti è in fase di sottoscrizione con gli atenei. C'è ottimismo anche per i medici di medicina generale. Io penso che tutte le forze disponibili debbano mettersi a disposizione, come tutti quanti siamo a disposizione,
e siano pronti a rispondere al sistema della sanità pubblica quando chiede loro di fare delle cose che ha programmato e organizzato di fare. Mi pare di cogliere questo senso, al di là di qualche stonatura che secondo me è più di superficie che della truppa vera, cioè percepisco più posizioni di rappresentanze che in realtà dei singoli professionisti. Lo dicevamo, i numeri sono da zona rossa e anche le proiezioni dei contagi, soprattutto per la provincia di Udine, sono molto gravi. Sentiamo. I numeri del Friuli Venezia Giulia sono da zona rossa, c'è poco da discutere. Gli indicatori sul fronte Covid sono in peggioramento e le proiezioni certificano una situazione destinata ad aggravarsi, anche se con diversa intensità in regione, come spiega l'epidemiologo Giorgio Simon. L'Agenas, l'Agenzia Nazionale delle Regioni che si occupa della parte sanitaria, ha fatto anche una proiezione di cosa succede nelle prossime settimane e dà un incremento importante su Udine, un po' meno su Gorizia, un po' meno su Trieste e un lieve incremento, stabilità sulla provincia di Pordenone. Quindi situazione assolutamente da tenere sotto controllo per quanto riguarda la provincia di Udine. RT a un passo da 1 e terapie intensive oltre il 30% spalancano a un anno dal lockdown le porte alla zona rossa. La possibilità che ci trasformiamo in zona rossa, se i dati continuano in questa maniera, francamente va detto di sì, bisogna capire se verrà fatto per l'intera regione o, considerando le differenze, verrà fatto in maniera differenziata da Udine per esempio rispetto a Pordenone. Il vaccino resta l'unica arma. Noi abbiamo usato l'81,2% a ieri delle dosi consegnate rispetto al 77% dell'Italia e siamo al 7° posto, abbiamo 42.000 persone vaccinate. Chi patisce di più in questo momento a causa del Covid gli effetti è il mondo dell'economia, ma anche quello della scuola. Basta pensare che sono 110.000 i giovani che in questo momento stanno studiando da casa con la didattica a distanza, una scelta difficile ma necessaria, come ha ribadito oggi l'assessore all'istruzione regionale Alessia Rosolén. Io capisco le difficoltà che tutti quanti stiamo vivendo. La scelta della Regione in tutti i frangenti è sempre stata quella di tutela della salute. Credo che i dati di oggi e il numero altissimo di contagi che ci sono stati nelle ultime settimane testimoniano che la nostra è solo una scelta di responsabilità. La variante inglese sulla quale siamo stati messi in allerta nelle ultime settimane è quella che colpisce in maniera importante i ragazzi, che non significa che i ragazzi staranno male, ma significa che saranno vittime, ma soprattutto, ed è il tema di difesa del territorio, veicoli del Covid. Noi dobbiamo credere alla promessa dei vaccini, alla loro accelerazione. Dobbiamo assolutamente anche pensare che tutto questo avvenga molto prima della fine dell'estate, perché è un tema di sopravvivenza sociale ed economica di conseguenza. E per l'economia colpita da Covid, la novità di oggi viene dalla Regione, si amplia infatti la platea dei beneficiari dei 21,400 milioni di euro destinati alla terza tranche di ristori della Regione per le attività che hanno subito restrizioni a causa dell'emergenza sanitaria. La proposta di includere nuovi codici Ateco nell'elenco stabilito con la delibera preliminare è stata avanzata dall'assessore regionale alle attività produttive e al turismo Sergio Emidio Bini al termine del confronto avuto stamattina, martedì 9 marzo, con i componenti della seconda commissione consiliare chiamati a esaminare i contenuti del provvedimento dell'esecutivo. E il Covid non ferma di certo i concorsi pubblici. Parliamo di operatori sanitari, 330 persone da tutta Italia per 4 posti riservati all'ostetriche e poi ancora domani 1500 aspiranti per i 130 posti di aspiranti infermieri. Nel frattempo prosegue l'allestimento degli spazi che serviranno per i vaccini di massa. Servizio.
Questa mattina oltre 330 persone provenienti da tutta Italia si sono presentate per partecipare al concorso per l'assunzione di 4 ostetriche, un bando atteso da 3 anni e che formerà una nuova graduatoria dalla quale verranno attinte anche le future risorse. Oggi stiamo espletando il concorso per le ostetriche, 486 candidati, i posti messi a concorso sono 4, ma in realtà il fabbisogno che le aziende hanno già rappresentato e ci segnalano è ben superiore, per cui la graduatoria la scorreremo in relazione appunto ai veri fabbisogni che verranno rappresentati da qui in avanti dalle aziende sanitarie. Ho visto pochi maschi, è giusto così? Sì, è una professione che ancora ha un'elevatissima presenza di femminilizzazione, però credo che sia anche qualcosa di corretto, perché rappresenta un momento di grande specificità e di grande intimità che forse anche per questo è corretto e trovi risposta nel mondo del femminile. Tanta l'emozione per le candidate che dopo il triage si sono sedute tra le file del padiglione 3, pronte ad affrontare la prova scritta e quella pratica. Da dove vieni? Dalle Marche. Avevi paura venisse rimandato a causa del Covid, del concorso? Sì, diciamo che la possibilità poteva esserci, anche se avevano detto che comunque tutti i concorsi pubblici sarebbero stati espletati, quindi ho sperato di no, infatti è stato confermato, quindi bene. E adesso ho ritentato dopo aver avuto 2 bimbi, quindi qualche anno insomma. Passiamo ora alla cronaca. È gravissimo, un bambino di 11 anni caduto dal colle di Osopo per circa 15 metri a lanciare l'allarme il suo amico. Servizio di Paola Treppo. Versa in gravi condizioni un bambino di 11 anni che questo pomeriggio è precipitato per circa 15 metri dal colle di Osopo mentre giocava con un amico. È stato quest'ultimo a dare l'allarme quando non l'ha più visto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco Speleo Alpino Fluviali di Udine e di Tolmezzo, la squadra dei pompieri da Gemona, il soccorso alpino della Guardia di Finanza, i volontari del CNSAS e i carabinieri e anche la polizia locale. Il bambino è stato trovato in gravi condizioni nel tratto compreso tra il forte e il parco del Ribellino. È stato stabilizzato dall'equipe medica dell'elicottero sanitario che poi lo ha trasportato in volo al Santa Maria della Misericordia di Udine, accolto in terapia intensiva. Si ferma con il suo furgoncino per vendere mimose in un punto di Udine in cui non si può fare commercio ambulante. La polizia locale lo sanziona elevando addirittura un verbale di 5.000 euro per il fiorista multato. Grande l'amarezza in un momento di così grave crisi economica. Sentiamo. Prima della pandemia riforniva alberghi e strutture ricettive con le sue composizioni floreali, ma con il forte calo di fatturato è tornato alle origini vendendo fiori per strada come ambulante autorizzato. Nel giorno della festa della donna si è fermato con il suo furgone in via Caccia nel capoluogo friulano per proporre i mazzetti di mimosa, ma in quello spazio non era possibile esercitare l'attività di vendita ambulante ed è arrivato un vigile che l'ha sanzionato. Tanta l'amarezza per questo fiorista. Io mi chiamo Edi Speranza e faccio il commerciante e vendo fiori recisi. Mi sono fermato in una via di Udine dove, secondo la polizia municipale, non era prevista una vendita per ambulanti itineranti, naturalmente con regolare licenza e tutto. Il vigile urbano, scusa, è arrivato per farmi la contravvenzione. Io gli ho chiesto perché stesse facendo la multa e lui mi ha detto che appunto non potevo stare in quella zona. Io mi sono scusato, ho detto me ne vado immediatamente. Anche lui, prima che io me ne andassi, ha preparato un verbale con un totale di 5.000 euro e mi ha praticamente liquidato così. Proseguiamo con la cronaca. Da 2 mesi lo pedinavano e lo osservavano fino a che non l'hanno accolto in flagranza di reato. Così un portinaio della sede centrale dell'Università di Trieste, 64 anni, residente nel capoluogo giuliano, è finito in manette per truffa ai danni dello Stato con l'aggravante della continuazione. Per 8 settimane è stato monitorato dai carabinieri perché è ritenuto un assenteista. L'uomo addirittura in alcune giornate, approfittando anche dell'assenza della sede di studenti e insegnanti causa la pandemia e le restrizioni, si recava la mattina all'Ateneo, poi tornava a casa per rimanervi tutto il giorno e tornare nel tardo pomeriggio a timbrare. Per lui è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari.
Durante una perquisizione eseguita nel suo domicilio sono stati rinvenuti circa 150.000 euro in contanti denaro su cui sono in corso accertamenti. E ora veniamo all'operazione fatta da Carabinieri, Polizia Locale e azienda sanitaria che ha portato alla chiusura per carenze igieniche e violazioni edilizie di un centro massaggi di Casarsa della Delizia. Carenze igienico-sanitarie, ma anche violazioni di carattere urbanistico ed edilizio. Questi gli esiti di un'operazione della Polizia Municipale di Casarsa della Delizia che assieme ai carabinieri della locale stazione e al personale dell'azienda sanitaria ha portato alla chiusura di un centro relax in via 24 maggio. Il sopralluogo ha visto impegnati anche i tecnici dell'ufficio edilizia privata del comune e il nucleo ispettorato del lavoro. Nel corso del sopralluogo è stato anche verificato il rispetto delle norme contro la diffusione del Covid-19. L'esito dell'operazione e le verifiche effettuate hanno comportato, oltre alla sanzione amministrativa, la chiusura dell'attività per 5 giorni. Le carenze igienico-sanitarie sono ora al vaglio delle autorità competenti per l'assunzione di ulteriori provvedimenti. Il sindaco Lavinia Clarotto e il comandante della municipale, Donato Perrone, hanno sottolineato la sinergia e la collaborazione tra gli enti e le autorità deputate al controllo del territorio che hanno portato all'individuazione delle violazioni del centro relax. Voltiamo pagina, Udine vuole giocarsi la carta del recovery plan da protagonista. Ieri sera il Consiglio Comunale del capoluogo friulano ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno presentato da Progetto Innovare che punta a candidare il capoluogo friulano come futura sede del Centro Nazionale di Alta Tecnologia, Ambiente ed Energia o per il Biofarma. Il piano nazionale di ripresa e resilienza approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 12 gennaio prevede infatti di finanziare in Italia la creazione di 7 centri tecnologici di frontiera. La creazione di uno di questi laboratori nazionali in Friuli Venezia Giulia con il coinvolgimento dell'Università e della Regione costituirebbe una grande opportunità di sviluppo per il nostro territorio e permetterebbe di creare nuove professionalità e nuovi percorsi di ricerca e di lavoro. C'è un fenomeno invece che cresce, è quello della truffa agli anziani. Il Comune di Udine corre ai ripari grazie a un finanziamento del Ministero dell'Interno destinato a associazioni che si faranno carico del problema prevedendo azioni di prevenzione mirate. Udine, insieme ad altre 49 città italiane, è risultata destinataria di un finanziamento del Ministero degli Interni di 37.000 euro per un progetto rivolto a proteggere gli anziani dalle truffe, fenomeno in aumento durante l'emergenza Covid. Il Comune di Udine emette un avviso pubblico per tutte le associazioni di volontariato, le organizzazioni di volontariato che possono e vogliono essere partner del Comune nello svolgimento di questo progetto che dovrà essere concluso il 31 di ottobre e il Ministero poi ha chiesto anche una rendicontazione nel senso di una valutazione degli esiti. Il Comune sta anche mettendo in campo una serie di iniziative a favore delle famiglie in difficoltà. Oltre ai buoni spesa per i generi di prima necessità, mette a disposizione fondi per sostenere le spese di locazione. Nel 2020 i nuclei familiari che ne hanno usufruito sono stati 1.536 e hanno percepito complessivamente 1.695.000 euro. In giunta oggi è stato approvato le nuove linee di indirizzo che ripercorrono quelle dello scorso anno e quindi aperto il bando affitti, tutte le famiglie i nuclei che hanno bisogno e desiderano partecipare possono e devono farlo in tutte le forme, come con la carta scritta sia per via informatica, si chiude il 31 maggio. Il Comune punta anche sul progetto Udine Benessere in centro e periferia, mettendo a disposizione gratuitamente tutte le aree verdi pubbliche a partire dal piazzale del Castello, coinvolgendo associazioni e strutture sportive. In Friuli Venezia Giulia le prossime elezioni amministrative dei comuni il cui mandato scade quest'anno si svolgeranno in una data compresa tra il 12 settembre e il 14 novembre. Lo prevede il disegno di legge regionale multisettoriale 2021, una sorta di norma omnibus approvata oggi in via preliminare dalla Giunta regionale. Il disegno di legge passerà nei prossimi giorni all'esame del Consiglio delle Autonomie Locali, dopodiché ritornerà in esecutivo per l'approvazione definitiva e il successivo passaggio in Consiglio regionale. Per l'anno 2021 sono previste le elezioni in 37 comuni, tra cui quello del capoluogo regionale, ovvero Trieste, e quello di Pordenone.
Passiamo a tutt'altro argomento, curiosità, quella delle lontre che tornano a ripopolare il Friuli Venezia Giulia, almeno per il 14% del territorio. A dirlo della presenza di questo mammifero sono reperti biologici, video e foto realizzati da un laureando dell'Università di Udine. Vediamo. Le lontre sono tornate in Friuli Venezia Giulia in aree dove pareva fossero scomparse da una cinquantina d'anni. Nell'alto e medio tagliamento, nelle valli del Natisone, nelle pianure dell'Isontino, sui fiumi Felle e Arzino e molti altri corsi d'acqua alpini e prealpini all'interno del Parco delle Prealpi Giulie. A confermarlo è lo studio svolto nel contesto dell'attività di ricerca sulla fauna selvatica dell'Università di Udine, realizzato per la tesi di laurea da Giacomo Stockel. La presenza della lontra, che è un mammifero importante dal punto di vista della protezione e della conservazione tanto quanto l'orso e il lupo, testimonia l'esistenza di corsi d'acqua e contesti naturali e seminaturali integri e ricchi di biodiversità. La lontra, che manifesta abitudini prevalentemente notturne, si alimenta soprattutto di pesci, crostacei, molluschi, piccoli uccelli, anfibi e rettili. Dalla forma elegante e sinuosa e adattata a muoversi in ambiente acquatico, è lunga dai 100 ai 120 cm, 50 dei quali sono rappresentati dalla coda, e un peso medio di 8-12 kg, ma può raggiungere anche i 15 kg. E ha sollevato un clamoroso polverone a livello nazionale, sia nell'ambito sportivo sia quello politico, un esplosivo post su Facebook in cui la pallavolista Lara Lugli ha raccontato gli sviluppi del suo burrascoso addio al volley Pordenone in seguito alla maternità del 2018. Vediamo come sono andate le cose. Amarezza, rabbia, incredulità, sdegno. Queste le sensazioni della pallavolista Lara Lugli in forza alla SD Volley Pordenone dopo la presa di posizione della società in seguito alla sua richiesta di corresponsione dell'ultima mensilità dello stipendio. La storia, raccontata in un esplosivo post su Facebook dalla protagonista, ha suscitato immediate reazioni a livello nazionale. L'atleta, infatti, nel 2019 ha scoperto di essere incinta, comunicando alla società il suo stato. Poco dopo ha perso il bambino in seguito a un aborto spontaneo. A distanza di 2 anni, scrive nel post, vengo citata dalla società per danni in risposta al decreto ingiuntivo con cui chiedevo il pagamento dello stipendio di febbraio. L'atleta, che oggi ha 41 anni ed è tesserata per un altro club, ha reso nota la sua storia alla vigilia della festa della donna, sollevando un polverone. Laura Boldrini annuncia un'interrogazione parlamentare sul caso, mentre la senatrice PD Tatiana Rojc ha condannato un modo di pensare che non vuole diventare passato. La società pordenonese si difende sostenendo che il contratto è stato predisposto dall'atleta stessa e dal suo agente e prevedeva l'immediata cessazione del rapporto in caso di gravidanza, prevedendo penali per cessazione del rapporto. Clausole da noi non esercitate. Nessuno ha citato per danni Lara Lugli. È stata la stessa atleta a chiedere e ottenere un decreto ingiuntivo perché ritiene di vantare dei crediti. Ci siamo sentiti traditi, hanno commentato, e abbiamo fatto l'unica cosa possibile, difenderci avvalendoci delle clausole contrattuali predisposte da lei stessa e dal suo procuratore. Capita che Telefriuli finisca anche su Striscia la Notizia, ha fatto infatti scalpore a livello nazionale il sequestro delle mascherine difettose requisite dalle Fiamme Gialle nelle aziende sanitarie del Friuli Venezia Giulia. Vediamo. E le mascherine, a ben vedere, sono le stesse. Chissà perché, ma a noi tornano in mente i TG friulani di qualche giorno fa. Telefriuli ieri sera è finita su Striscia la Notizia. Il sequestro delle mascherine di Arcuri, ovvero le oltre 2 milioni di protezioni difettose sequestrate dalla Guardia di Finanza di Gorizia nelle aziende sanitarie regionali, ha fatto scalpore, tanto che il noto TG satirico di Mediaset ha ripreso il nostro servizio per proseguire la sua inchiesta legata alle mascherine con il logo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, acquistate e distribuite in Italia dall'ex commissario Arcuri. I dispositivi tarocchi, requisiti dalle Fiamme Gialle nelle strutture sanitarie, vantavano fittizie certificazioni di qualità e protezioni. Questo il commento amaro del bianco inviato di Striscia, Moreno Morello. Perché i commissari cambiano, ma i medici in prima linea ci restano. Tra le altre cose, da settembre in poi sarebbe stato venduto ai medici uno stock di ben 4 milioni di K95 al prezzo di 2,20 euro ciascuna, ha spiegato Morello, ovvero con un valore più che raddoppiato rispetto al prezzo di mercato.
Grazie alle donazioni dei clienti dei supermercati Despar sono stati raccolti quasi 100.000 euro da donare alla ricerca nel campo dell'endometriosi. Servizio. Oltre 247.000 donazioni raccolte nei punti vendita Despar del Triveneto e dell'Emilia-Romagna che in pochissimo tempo, dal 20 febbraio al 7 marzo, hanno consentito di arrivare alla cifra di 96.000 euro che la società ha voluto donare all'Associazione Endometriosi del Friuli Venezia Giulia. Di questa malattia che purtroppo colpisce il 20% delle donne, non se ne parla molto, abbiamo voluto sostenere questa iniziativa affinché se ne parli ma affinché si possa cominciare e migliorare la ricerca. L'altro obiettivo sarà sicuramente quello di raggiungere un'ottima realizzazione della ricerca, questo senz'altro. Grazie alla Despar siamo riusciti, ai dipendenti della Despar, a raggiungere appunto questo numero molto importante, molto forte. I fondi serviranno per supportare una ricerca dell'Università di Udine. L'Università di Udine già collabora in diversi progetti con la Despar e in questo caso in particolare si accolla l'onere di formulare una serie di questionari, quindi un'indagine statistico-epidemiologica da sottoporre alla popolazione femminile, anche giovanile, proprio per acquisire dati che poi possono essere sicuramente utili a chi interviene dal punto di vista terapeutico per aggredire nel miglior modo possibile questa patologia così diffusa. Tra poco nello spazio per il nostro approfondimento sportivo avremo le ultime notizie da casa udinese, si parlerà del rinvio del recupero della Manzanese dell'ultimo weekend di volley, ci sarà spazio anche per una intervista alla campionessa di sci alpinismo Mara Martini per il terzo posto dell'ASU Adesio nella ritmica e per i campionati italiani assoluti di enduro. E a seguire anche il meteo a cura di Antonino Renda. A me non resta che salutarvi e ringraziarvi per la vostra cortese e fedele attenzione e augurarvi buona serata ovviamente su Telefriuli.